Eccoci insieme cari telespettatori, la nostra intervista, il nostro primo approfondimento è con il dottor Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva. Ben arrivato, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che ci consentirà di approfondire un tema estremamente importante. Un organismo vivente in divenire che si modifica costantemente è il Parco Natura Viva. Ecosistemi ricreati, non tanto artificialmente perché in realtà è tutta natura, ma estremamente rispettati per consentire agli animali ma anche alle piante di ritrovare quell'armonia di vita il più possibile vicino alla natura, dove poi un domani molte specie potrebbero essere reintrodotte, lo vediamo appunto dalle immagini. Specie straordinarie alcune, molte di esse purtroppo anche protette in via di estinzione, che però riescono a ritrovare un loro habitat naturale, il tutto con grande impegno e perizia e competenza da parte degli operatori, quindi non è un parco come tanti altri ci possono essere in giro per il mondo. Qualcosa che richiede un impegno in più e anche naturalmente merita di essere visto, rivisto e passare il proprio tempo anche per educare noi stessi al rispetto dell'ambiente e far capire ai più giovani e ai bambini quanto delicati siano certi sistemi di vita, vero Presidente? Certamente. Quanti anni ha il parco intanto? Ha compiuto 50 anni nel 2019, quindi ormai abbiamo un'esperienza abbastanza consolidata ed è questa, grazie a questa, che abbiamo avuto l'onore di ricevere dai circuiti europei l'affidamento di questo patrimonio animale che avete visto nelle immagini di cui avete adesso visto. Lo vedremo ancora con la regia, ecco, mentre le chiacchiere ci fanno vedere. Ecco, quindi diciamo 50 anni, allora si può sapere come incomincia? Comincia, Perché è una curiosità comincia con una storia un po' particolare. Il parco era, diciamo, quell'area, diciamo così, forestata, era vicino a un centro di smistamento di un grosso circo. E nel 1968 questo circo ha un problema con un ippopotamo troppo grande per essere trasportato in tournée, viene chiesto di poterlo ospitare, diciamo così, provvisoriamente in quest'area che era disponibile a quell'epoca. Mio padre, che era un architetto, mi guarda e mi dice: ospitiamo un ippopotamo per una settimana? Avevo pochi anni, Ospitare insomma, dove? Nel giardino, diciamo così, tanto finché dovevano poi venirlo a prendere. L'ippopotamo non è più venuto a prenderlo nessuno, è rimasto da noi fino al 2009, quindi era Pippo. Io ho voluto, insomma, che avesse questo monumento in bronzo quando poi lui ha finito la sua vita terrena, e questo monumento in bronzo non è un monumento a un ippopotamo, ma è un monumento a quell'ippopotamo che è stata sicuramente la scintilla che ha consentito poi di, diciamo così, di dare vita a quel parco zoologico che è adesso il Parco Natura Viva, inserito in un circuito mondiale e per il quale tanti sforzi stiamo facendo per capire meglio le specie animali, perché sappiamo pochissimo di fauna selvatica nel mondo, e per dare una mano a quegli animali in difficoltà. In alcuni casi siamo riusciti ad avere anche il reinserimento in natura, per noi quello è il momento massimo della nostra soddisfazione ovviamente, però ecco, in tanti altri casi abbiamo ancora, diciamo, la possibilità di capire la riproduzione di specie che stanno letteralmente scomparendo in natura. Come arrivano, quindi lei è il fondatore, insomma, la sua famiglia è la fondatrice, sì, sostanzialmente. Sì, sì. Come sono arrivati gli altri animali? Allora, nel 1984 sottoscriviamo questo protocollo e codice etico che improvvisamente toglie ogni valore economico, quindi gli animali non sono più oggetto né di acquisto né possono essere oggetto di vendita. E tutte le specie animali sono coordinate in modo centralizzato a livello europeo, cioè ogni coordinatore stabilisce dove devono andare quell'esemplare per evitare che incontri dei parenti e possa, diciamo, incrociarsi con delle linee di sangue, come diremo noi, troppo simili, con quello che è il rischio ovviamente degli incroci tra parenti. Quindi, anche tra gli animali? Quindi. Assolutamente, è una legge biologica per cui gli animali hanno un sistema, io spesso lo
lo dico agli amici che hanno figli maschi, avete a volte qualche conflitto con vostro figlio, sappiate che quel conflitto è il motivo per cui i maschi devono uscire dalle famiglie e fare una nuova famiglia, ed è un conflitto diciamo, biologicamente ben codificato, molti animali ce l'hanno, ed evita che i figli maschi si accoppino con le madri piuttosto che con le sorelle, ed è un meccanismo fondamentale per mantenere quella variabilità genetica. Oggi siamo in pandemia e ci rendiamo conto che ovviamente alcune persone si ammalano, altre sono asintomatiche, altre manco si accorgono di aver avuto il virus. Questa differenza individuale è molto legata alla genetica anche, quindi per noi preservare la individualità genetica degli animali è un passo fondamentale. Pensate che i ghepardi in natura sono tutti gemelli, che è l'anticamera dell'estinzione. Addirittura. Sì, quindi, sì, ecco, molti animali sono in quello che i tecnici genetisti definiscono il collo di bottiglia, entrano in quel momento in cui non c'è più la variabilità genetica e gli animali cominciano a somigliarsi tutti. Questo è veramente un momento pericolosissimo per le specie animali, perché nel momento in cui un agente esterno attacca un animale, se la risposta è una sola e fosse quella mortale, l'intera popolazione viene sterminata. Ma conoscendo questo si può intervenire in natura in qualche modo, delocalizzando? No, bisogna intervenire prima che si arrivi a questo che è un punto spesso di non ritorno. Quindi per i ghepardi adesso c'è poco da fare, sì, le traslocazioni sono uno dei sistemi che si è adoperato in passato, ma certamente per quanto riguarda il circuito a cui io mi riferivo prima, cioè il nostro circuito dei parchi zoologici più evoluti in Europa, il coordinamento, il pedigree di ciascun esemplare, quindi tutti quegli esemplari che si sono visti nel video sono corredati di un microchip e sono inseriti in un database internazionale. Quindi il coordinatore... Quindi tutti gli animali che noi vediamo, eccoli qua, adesso sono le immagini, esatto, al Parco Natura Viva sono rintracciabili, segnalabili e fanno parte, sono conosciuti. Sono conosciuti e ovviamente nel momento in cui vengono spostati o vengono destinati ad altra diciamo, struttura, il criterio con cui si perpetua questo tipo di movimento è legato all'analisi genetica e al loro corredo genetico per mantenere la differenza individuale degli esemplari. Questo è un fenomeno assolutamente fondamentale per poter avere una popolazione sostenibile di animali utilizzabili un domani per la reintroduzione in natura. Ecco, ma nel parco quante specie ci sono intanto? Giusto per dare Siamo a circa 210 specie diverse. Sono tante. Quanti metri quadri di superficie? Sono 42 ettari, quindi 42.000 metri quadri, è grande, è collinare, quindi c'è sia bosco che radura, per fortuna abbiamo tantissima acqua buonissima, sorgiva nostra, quindi questo certamente è un altro elemento fondamentale. Quindi il microclima è determinante. Il microclima è determinante perché abbiamo il lago di Garda a pochi chilometri e siamo su quelle colline moreniche lasciate proprio dal ghiacciaio quando si è ritirato e ha formato quelle colline che si intravedono anche nelle immagini e che dà al nostro parco proprio un clima particolare. Infatti qui è difficilissimo avere alte temperature, così come è molto raro avere le basse temperature. Questo è un fattore fondamentale. Però per specie così diverse, cioè, lei me ne ha dette non decine, veramente quasi un centinaio, cioè più di un centinaio, che vivono a climi e latitudini completamente diversi. Lei mi accennava, dopo ne parleremo appunto delle tigri che stanno a meno 30 gradi, anziché i leoni che stanno nella savana dove fa ben caldo per lungo tempo. Com'è possibile l'adattamento e la sopravvivenza e il fatto poi di potersi anche figliare, potersi accoppiare e quindi ricreare quel sistema di continuità che non venga interrotto? Allora, innanzitutto diciamo che i mammiferi hanno come caratteristica una loro adattabilità molto alta. Pensate a un caso clamoroso, circa 10 anni fa veniamo contattati dal coordinatore europeo dell'orice dalle corna a sciabola, che è una specie che vive, è un antilope che vive nella penisola arabica, quindi diciamo un animale da deserto. E lui mi dice, guarda, ho guardato i parametri vostri di temperatura e umidità, secondo noi c'è una buona possibilità che l'orice
dalle corna a sciabola si possa riprodurre da voi e abbiamo bisogno che prendiate una coppia. Io ero un po' perplesso perché voglio dire un animale da deserto in un ambiente che insomma viaggia, noi viaggiamo a un'umidità media attorno al 68% annuale. Non avevo idea che potesse anche questo parametro essere superato facilmente. Bene, oggi vi dico che noi abbiamo dovuto separare il maschio dalla femmina per evitare di avere una sovrapproduzione di piccoli ed è un animale che ne abbiamo 1500 in Europa ed è considerata dall'IUCN, quindi dall'organo di riferimento per noi sulla conservazione della natura, come estinta in natura. Quindi è un paradosso, ne abbiamo troppe e non sappiamo più come riprodurle in Europa, ma non abbiamo un progetto ancora solido per la reintroduzione in natura. Ma questo è per un cambiamento climatico che è intervenuto? No, questo perché la reintroduzione in natura ha un passaggio delicatissimo che è facilmente comprensibile da parte di tutti, l'abbiamo visto con l'orso in Trentino. Cioè la comunità locale che deve poi ricevere questo animale deve essere pronta a questo momento. Se non è culturalmente pronta a questo momento c'è la base. Animali? No, sto parlando di uomini. No, la comunità locale, per dirvi, alcuni progetti di reintroduzione che non sono andati a buon fine è dovuto al fatto che il bracconaggio ha superato, diciamo, il numero dei bracconieri ha superato il numero di coloro che erano interessati ad avere quegli animali ancora nei loro territori. Mamma mia, quindi se non si fa un'attenta preparazione, ecco, io per fortuna ho molti esempi invece di successo, se non si fa un'attenta preparazione il rischio di fallimento è dietro l'angolo. La preparazione è molto sull'uomo, l'uomo oggi, l'armonizzazione tra la comunità locale umana e diciamo, la sua fauna selvatica è la sfida vera dei prossimi anni. Ho partecipato in prima persona alla reintroduzione in natura del bisonte europeo, del più grande mammifero che abbiamo nel nostro continente. Ora immaginatevi ce l'avete anche voi? Sì, lo riproduciamo anche noi. Quindi la prima volta sono andato a vedere in questo parco nazionale di Polonini, che si trova ai confini tra la Slovacchia, Ucraina e Polonia. È proprio diciamo, un parco interregionale. Quando sono andato, prima che portassimo i bisonti lì a vedere com'era la situazione, mi sono reso conto lì le popolazioni vivono, siamo ai confini dell'Europa che noi conosciamo, perché la Slovacchia è una delle nazioni europee, siamo proprio nell'estremo est della Slovacchia, il reddito medio delle persone sfiorava i 300 euro, non c'era energia elettrica in molti dei paesini di quest'area così periferica della Slovacchia. E quindi la mia preoccupazione era portare dei bisonti in un'area così, non è che magari qualche cacciatore li fa fuori perché... E pensate che ecco, dopo diciamo, tanti anni, oltre un decennio che diciamo, collaboriamo a questo progetto, possiamo dire che non un bisonte è stato abbattuto illegalmente in quel parco nazionale. Questo è stato un successo clamoroso, devo dire, legato molto al fatto che le popolazioni locali hanno accettato l'idea che nel proprio bosco, dove magari vanno a raccogliere i funghi, dove qualcuno va anche a raccogliere legna, eccetera, si possa fare un incontro con un animale di 1200 kg e che può essere potenzialmente pericoloso per l'incolumità delle persone. Poi, nonostante questo, non c'è stato nessun tipo di diciamo, ritorsione o tantomeno di conflitto con la popolazione quindi locale. Il problema è sempre l'uomo alla fin fine. Cioè l'uomo è ovunque, quindi il problema dell'uomo è che c'è un conflitto diretto, in questo caso parlavamo di un conflitto proprio di incolumità quando si introduce una specie così grossa e così imponente, ma anche se dovessimo pensare alla reintroduzione che c'è stata dei tigri in India, immaginatevi oggi l'India paga circa 300 morti all'anno per la tigre, però nessun indiano oggi pensa di abbattere le tigri perché hanno causato dei morti tra di loro. Forse c'è un fattore religioso. C'è un fattore religioso, c'è un fattore culturale, c'è proprio una condizione specifica
che affonda nella tradizione poi, no? Che ogni popolo ha. Però questo è un fattore determinante nella sopravvivenza degli animali, quindi noi oggi, la fondazione che ho creato qualche anno fa, la Fondazione Arca, ha proprio come missione quella di capire la sfida tra le popolazioni locali e la loro accettazione dell'idea che un animale che ha dei diritti ovviamente di tornare a vivere nel suo ambiente naturale impone, quindi dei condizionamenti vengono imposti alle popolazioni locali, però dobbiamo cercare di far capire quali sono anche i benefici di avere un ambiente sano. Sì, oggi sappiamo che un ambiente sano è anche un ambiente dove vivono meglio anche gli uomini. E qua in questa immagine vediamo i leoni che guardano il drone. Esatto, guardano il drone perché è un oggetto un po' strano, drone peraltro molto utilizzato in Africa perché è diventata una delle strumenti contro il bracconaggio. I droni perlustrano interi parchi nazionali, quindi i leoni dovranno abituarsi sia al Parco Natura Viva che in Africa alla presenza di questo strano oggetto che li sorvola con un certo rumorino, ma è diventato uno degli strumenti per contrastare l'altro fenomeno che è dilagante anche pericolosissimo per la fauna selvatica. Insomma, gli esperti parlano di sesta estinzione di massa, che è proprio il bracconaggio, che purtroppo è tornato e certamente la crisi economica legata alla pandemia non aiuta. Ma soprattutto perché c'è un certo commercio di parti di animali dovuto a varie ragioni e questo sta danneggiando tantissimo. Se il commercio non esistesse, l'interesse non ci fosse, viene da sé che il bracconaggio viene meno, purtroppo anche lì un fattore culturale, come lei diceva. Sì, e poi c'è, guardi, lei ha toccato un tema che è dolorosissimo per me e anche per tutta la comunità di zoologi che si occupano un po' di conservazione delle specie, cioè il tema potremmo chiamarli dei motivi futili con cui un animale viene uciso. Penso al corno di rinoceronte, penso al fatto che questa tradizione di un corno che è fatto della stessa sostanza con cui sono fatti i nostri capelli venga scambiato per una panacea di mali incurabili. Quindi una diceria fondata sul nulla, che non ha nessun fondamento scientifico, ha portato sull'orlo di estinzione tutte le specie di rinoceronti presenti nel nostro pianeta, non solo quelli africani ma anche in India e anche nel sud-est asiatico. Voi ce l'avete? Certo, questo tra l'altro che vedete adesso nelle immagini è il più anziano rinoceronte che si conosca in tutta Europa, proprio per il database, ha 53 anni e loro muoiono normalmente, la loro fine vita è data dalla fine denti ed è tra i 35 e i 40 anni, quindi è come avere un centenario. Quindi viene trattato con grande circospezione. Sì, no, lui poverino, sì, insomma adesso ormai rimarrà da noi fino a fine vita ed è per noi una specie di monumento perché lo adoriamo, è il nostro vecchietto e speriamo. Ma è arrivato giovane però? È arrivato giovanissimo, è arrivato nel 73, adulto, da un parco che aveva chiuso, che ci ha affidato questa coppia, la sua compagna è morta 2 anni fa e lui è ancora, adesso sì, è rimasto solo lui. Ma non soffre la solitudine o ci sono altri... Allora, potrei dirle di sì, nel senso che sono animali gregari, però lui adesso è troppo anziano per essere messo insieme con degli altri. Sono fragilissimi i rinoceronti in realtà, sembrano così massicci, sembrano così enormi, ma se venisse spinto da un altro animale o dovesse cadere, la massa del suo corpo può procurargli dei traumi ed essendo un anziano bisogna trattarlo con lui. Vive insieme con un gruppo di ippopotami in realtà in questo momento che gli fanno compagnia e quindi ha anche delle antilopi attorno, quindi non è proprio da solo. Ha la sua... Però insomma si rispettano. Sì, si rispettano assolutamente, anzi giocano assieme e interagiscono positivamente, questo è un fatto sicuramente positivo.
Si è fatto anche un tentativo di fare fecondazione artificiale con questi animali così imponenti, adesso so che l'Università di Padova si è occupata anche di questa tecnica per riuscire a salvare gli ultimi rinoceronti, speriamo bene. Infatti, le interrompo un attimo, intanto vediamo queste bellissime immagini di questo straordinario rinoceronte, un pachiderma, di quanto pesa un rinoceronte? 32 quintali, quindi tanto. E mangia al giorno? Mangia una 60 di chili di vegetali, non è molto efficiente perché ne restituisce al terreno una 40, e quindi in realtà ecco, sicuramente da quegli stomaci passano molti semi di piante che in natura trovano giovamento e quindi poi germogliano meglio una volta che vengono... L'ecosistema, sì, sì. Esatto. Allora ci interrompiamo un attimo, poi voglio appunto chiederle sempre dati molto interessanti, anche tra virgolette curiosi per chi non è addetto ai lavori, quindi quanto richiede un parco per l'alimentazione dei vari animali, insomma altre cose, dopo la pubblicità tra poco.